Un viaggio nel paese di Naranara, dimora delle vocali e delle consonanti che vivono assieme in pace e armonia formando parole e frasi in lingua sarda. Ad accompagnarci in questo percorso didattico-ludico sono i bambini della seconda A e della seconda B della scuola elementare di Biscollai a Nuoro, che si sono divertiti a imparare filastrocche, a disegnare Naranara e a scandire il suo tempo con le stagioni, i mesi dell'anno e i giorni della settimana. Quins univers anariu, quins a mascara frevariu, martu progene te die, aprilia ribarierie, Maius mese de Maria, lampada assistida per Isabia, intriguras, aios andata a mare, Augustus icchia giocare. Anche quest'anno la scuola si è distinta nell'inserire il sardo nell'offerta formativa e nel far partire la sperimentazione dell'utilizzo veicolare della lingua sarda finanziata dall'assessorato regionale della pubblica istruzione con la legge del 7 agosto del 2009. Anche se per il dirigente scolastico Nazario Porcu non si tratta più di sperimentazione, da anni lavora per dare ai suoi studenti l'opportunità di aprirsi al mondo e di diventare cittadini europei consapevoli delle loro radici e dunque più aperti alle diversità. La scuola sicuramente si è sempre interessata sul problema della lingua sarda perché credo che i bambini da piccoli debbano avere più codici linguistici. Questo è quello che ho sempre sostenuto quando sentiamo parlare a livello europeo, a livello mondiale, che molti bambini a 3 anni conoscono già 3-4 codici linguistici. Credo che su questo fronte noi dobbiamo approfittare e ribadire che la lingua sarda è decisamente importante. Bisogna andare avanti, intanto siamo in una realtà nel cuore della Sardegna, abbiamo sempre ribadito che, ed è un vanto per noi, non abbandonare le nostre tradizioni, le nostre origini. Gioco e apprendimento dunque per fare del sardo una lingua normale, capace di affrontare le sfide del futuro e di essere insegnato a scuola con competenza e passione, utilizzato come lingua veicolare per insegnare qualsiasi materia, con grande gioia dei bambini che purtroppo in famiglia non sempre hanno la fortuna di impararlo dalla nascita, ma che grazie a dirigenti scolastici e insegnanti a Bistos possono imparare ad apprezzarlo e a riappropriarsene.